Il pass rilasciato dai singoli comuni per consentire ai disabili di accedere alle zone a traffico limitato del Veneto sarà utilizzabile su tutto il territorio regionale. Il progetto ZTL Network, presentato in regione dal governatore Luca Zaia, sarà immediatamente operativo nei 23 comuni veneti che prevedono restrizioni all'accesso nei centri cittadini. È un modo per facilitare, per garantire l'accesso a queste persone che sappiamo hanno diritto di accedere nelle zone ZTL. È anche un modo per continuare l'opera che stiamo facendo di inclusione e di accessibilità. Sulla carta i 115.000 disabili veneti avevano già il diritto di accedere alle ZTL di tutti i comuni tramite i pass blu a loro rilasciati, ma di fatto ogni comune gestiva separatamente il proprio database. Col risultato che se un disabile registrato a Venezia accedeva per esempio alla ZTL di Treviso, la multa scattava in automatico. Poi il disabile faceva ricorso e la sanzione gli veniva annullata, ma non il fastidio per l'inconveniente. Ora invece i sistemi elettronici controlleranno i numeri di targa presenti nelle liste di tutti i comuni. Degli oltre 6.000 ricorsi presentati ogni anno in Veneto contro le sanzioni delle ZTL, circa il 75% viene vinto dai cittadini. Il nuovo sistema consentirà di eliminarne la gran parte, con un risparmio per la pubblica amministrazione stimato in circa €500.000. Sappiamo che in molti casi, insomma, i numeri li abbiamo visti, questo implica anche un contenzioso importante, quindi una perdita di tempo da parte dei comuni che devono comunque da un punto di vista burocratico stare dietro a tutti i ricorsi e poi la perdita anche economica, quindi insomma credo che sia importante perché lavoro in meno per gli uffici e quindi burocrazia in meno e un diritto in più.